Oddio! È lei! Perché non la fate decapitare subito? Perché il principio della vendetta non mi appartiene! Tagliare la testa a una monarca assoluta è un precedente pericoloso, Nanni. Ora ditemi con sincerità di che cosa mi accusate. Ma la Stuarda continua a complottare contro di voi. Voi avete accampato diritti sul mio trono fin da quando eravate in Francia. Avete aizzato contro di me le fiamme della rivolta, persino qui, a casa mia. Io già la vedo. Il collo nudo, le mani legate dietro e la rabbia che la strozza. Non vi chiedo altro che la vita. Il sangue vi fa schifo, Nanni. Ebbene, sorella, mi avete toccato il cuore. La storia chiede una scelta. O io, o lei. Dite sul serio, sorella. O il governo laico, o quello ecclesiastico. Ha sempre avuto una venerazione per voi. Non sono io a scegliere, ma il popolo d'Inghilterra. Non riconosco le leggi d'Inghilterra! Cade il primo colpo d'accetta, ma lei colpisce il collo, bensì la nuca, portandone via soltanto un pezzo. Giuro che non ho mai partecipato a complotti che tentassero la vita di Elisabetta, mia cugina carnale! La mia regina mormora: dolce Gesù. Non stimo aver compiuto niente di disonesto. Vulcano al secondo colpo e riesce a staccare la testa dal collo, ma rimangono due tendini penzolanti. Vi chiedo di trattarmi come una regina. Ho gli onori dovuti. Bull prende la sega e finisce il suo lavoro. Se volete condannarmi a morte, fatelo pure, ma come una regina e non come una criminale. Così periscano i nemici della regina Elisabetta, poiché io sono una regina. Oggi, mercoledì 8 febbraio 1587, alle ore 10 di mattina, la regina Maria Stuarda, nel suo 44esimo anno di età, non è più